Il giorno della memoria, corteo a Porta Empedocle dell'Istituto Scolastico Comprensivo Pirandello, diretto da Anna Gangarossa, che ascoltiamo al microfono di Gaetano Ravanà. Anche quest'anno il suo istituto in strada, in piazza, per ricordare la giornata della Shoah, che si concluderà proprio alla stazione ferroviaria di Porta Empedocle, che rappresenta un po' il binario 21, il famoso binario 21. Sì, ormai è consuetudine per il nostro istituto il 27 gennaio di ogni anno scendere in piazza, organizzare un corteo in ricordo della Shoah. Lo facciamo attraverso una lezione autentica, lo facciamo facendo vivere una pagina della storia, facendo vivere una delle pagine più buie e più atroci della storia dell'umanità. Quest'anno poi, alla luce di quello che sta nuovamente avvenendo in Palestina, sentiamo ancora forte il dovere di ricordare che la storia si ripete, anche se con protagonisti differenti. La storia purtroppo non va ricordata in occasione di un evento e basta. La storia deve sempre insegnarci che dobbiamo mantenere lo sguardo vigile, che dobbiamo individuare comunque quello che la storia ci insegna, ovvero essere un monito di pace e di giustizia. I ragazzi del suo istituto, immagino che durante l'anno discutono spesso di questi problemi, ma che idea si sono fatti del mondo di oggi? I ragazzi sono molto informati sui fatti e sui problemi che attanagliano il mondo di oggi. Noi facciamo settimanalmente dei percorsi di educazione ai diritti umani. Sono dei ragazzi molto sensibili. Ci auguriamo che questi nostri messaggi, che questi semini che noi piantiamo possano veramente servire a rendere un futuro più giusto e migliore, perché dicevamo prima, sappiamo quello che ha scatenato il 7 ottobre e veramente sappiamo quanto il rischio di cadere nell'oblio e di farci oscurare la coscienza, come ci ha insegnato Primo Levi, e farci affascinare nuovamente comunque dalla tentazione di prevaricare, di in qualche modo perpetrare forme di genocidio, forme di sterminio, sia sempre attuale. E quindi le nuove generazioni, che sono i nostri attuali alunni, attraverso questo corteo, ma attraverso tante altre manifestazioni che vivono all'interno della classe, sicuramente sono informati sui fatti e ci auguriamo possa servire per il loro futuro.